Il giorno dopo la tempesta, la quiete dentro e fuori il Parc dal Negro è solo apparente, con la Digos che sta procedendo su due fronti investigativi. Il primo riguarda i tafferugli con gli spintoni cui sono seguite le manganellate, il secondo la mancanza di autorizzazioni del sit-in dei centri sociali come reazione a quello promosso dalla formazione Prima i Trevigiani al grido remigrazione e stop degrado. Attimi di tensione inediti per Treviso con il sindaco che pretende la linea dura. La differenza tra gli uni e gli altri è che prima i Trevigiani aveva chiesto l'autorizzazione per una manifestazione, i centri sociali lo fanno abusivamente, non autorizzati, e quindi è proprio il sistema che è sbagliato, e quindi io faccio un appello anche al prefetto e al questore che devono essere fatte rispettare le regole di convivenza e anche di manifestazione e di libera espressione. Questi sono metodi fascisti per imporre le proprie ideologie da coloro che si definiscono antifascisti. Ma i centri sociali non ci stanno e davanti Casugana l'indomani delle tensioni non solo rivendicano la contromanifestazione ma vanno nuovamente all'attacco. Ma forse la prima persona da individuare, sanzionare, multare è il sindaco di questa città insieme ai servizi sociali della gestione del Parco del Negro e poi in generale delle persone che vivono in strada. Stiamo valutando un esposto perché quello che vediamo costantemente, come abbiamo già detto, è un continuo rimbalzo di responsabilità tra comune e prefettura e anche una non volontà di agire in questo senso. Se il degrado esiste è perché il degrado viene creato. Da via Venier quindi lo scontro potrebbe trasferirsi in procura con il clima che resta torbido. A fronte di un'occupazione pacifica della piazza in cui si sarebbe dovuto svolgere questo presidio, la polizia ha deciso di proteggere un gruppo di neofascisti, perché tra le fila delle persone non c'erano residenti, erano tutte persone comunque che fanno parte di questo comitato, che è un comitato neofascista. Ma c'è un altro elemento, l'ombra sempre più lunga del racket dell'immigrazione irregolare proprio attorno al Parc dal Negro. Mi pare abbastanza evidente, non soltanto lì, probabilmente c'è qualcuno che gestisce questi flussi di persone, molto probabilmente anche guadagnandoci. Io non ho elementi per poter dire questo se non vedere strani movimenti. Io spero che le forze dell'ordine stiano lavorando e indagando su questo fenomeno, perché è alla base di questa situazione di estrema tensione che sta caratterizzando la nostra comunità.